No, I'm not a writer. Piove, però dai, divertimento sono riuscito a trovarmelo lo stesso, cioè il divertimento, svago, l'eccezione, la diversità, in fondo tutto ciò che è diverso per me è divertimento, no? È vita. E niente, ho trovato un africano lì che aveva fame, gli ho detto ci penso io ragazzi, io non ho mai soldi, io devo sempre a mangiare, se hanno veramente fame. E questo aveva veramente fame, ci siamo fatti una pasta asciutta sotto la pioggia, che fora. Lui si chiama Dustin, viene dalla Nigeria e faceva l'elettricista. Ha detto qua accidenti, come elettricista non riesco a trovare un cacchio. E io ho detto vabbè, intanto di provare a sentire qua a Jesolo, in zona balneare turistica, di trovare come lavapiatti, no? E avevo già conosciuto dove lavoravo un amico, Joseph, che lavorava come lavapiatti in un pub dove lavoravo io. E è venuto qua, si è fatto i lavoretti, si è messo lì i soldi e si è aperto un mini alimentare, un mini market in Marocco dove abitava lui, no? E questo era campione nazionale di taekwondo, ogni tanto ci faceva vedere le mosse, i calci volanti, allucinante, mamma mia che personaggio quel ragazzo. E vedi, incontri gente strana, no? Cioè gente nuova, voglio dire, non strana, strano magari sono io per loro. E così ti arricchisci la giornata, ti arricchisci la vita, la conoscenza, la percezione del mondo, no? Alla fine, tutti diversi punti di vista, modi di pensare, stili di vita di tutti quanti, no? Non è che se noi siamo nati qua in Italia è valido solo il nostro, no? Un po' la storia delle religioni, delle guerre, sempre quello è, no? Comunque, a parte le cose interessanti, io adesso sto andando alla base, diciamo, perché proviamo appunto con lo zio a montare sta autoradio, speriamo di riuscire, perché quella vecchia che c'è qua, cos'è? Audiola, cioè che se la vendo prendo anche soldi perché non vintage di più. È che tanto che abbia le cassette, cazzo, io aspettavo avesse i 45 giri da mettere dentro. E vabbè, e solo che questa ha una sua mascherina, e questa mascherina ti dà il classico, diciamo, cavo normale d'autoradio, no? Che ce ne sono comunque diversi tipi, però dietro la mascherina c'è il male di cavi, quindi c'è da capire, una volta tolta la mascherina che è di quell'autoradio, non è la mascherina del camper, attenzione, da vedere di attaccare quei cavi nell'adattatore che io mi sono già premunito di prendere, quindi già ce l'ho l'adattatore, io ho l'autoradio nuova, ho l'adattatore e adesso c'è da sperare di riuscire a attaccare correttamente via i cavi, speriamo. È una bella autoradio, ho preso la usata da un'amica, me la fa 60 euro, 60,00 euro, e prova a vedere che funzioni. Questa legge gli MP3, ovviamente in CD, all'ingresso per le pendrive, Bluetooth, ti ascolti la musica col Bluetooth, anche il microfonino esterno da attaccarti qua in camper per le telefonate, ha una porta USB per Android, non ho capito cosa fa, forse è per attaccare il telefonino Android e lui legge le canzoni al telefonino, forse è così, non lo so. Comunque è bella, dopo se funziona te la faccio vedere. Eccoci qua, nella mia casetta al mare, i miei nuovi vestitini, non so se li vedi, non ci andrebbero con le scarpe, che fa ancora un po' freddo per le estate adesso. Pantaloni thailandesi, sta bellissima maglietta, poi ho preso anche la camicia thailandese, ce l'ho qua, poi te la faccio vedere, dai. Bellissima, col collo alla thailandese e tutti i bottoni come piaceva a me, bella, tutta con le righette, molto bella, mi piace un casino. Appena l'ho vista ho detto là eri, tutti questi anni che io ti cercavo e tu ti nascondevi là. E questo è il mio sabato sera, sì, mi riva al mare con la mia casetta, adesso mi faccio da mangiare invece di andare dentro quattro mura a fare tuns e a bere cocktails. Mi faccio la mia bella bruschetta con la passata di pomodoro, funghi e qualche spezia, un bicchiere di rosso e via. La baghettina è un po' durettina perché l'ho presa stamattina, ma me la faccio in padella antiaderente. Trova una rima con ella che non sia Nutella. Ok, così, e poi prepariamo già così.
aspetta, vedi, per non sminchiare il pane, il trucco è fare veloce e piano, vedi? Ta 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 ta. Perfetto. Ta 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 ta. Bene, fatto bene a usare il coso. La padellina, la padellina, ci state tutti? Dai che ci state tutti, guarda che bravi. Tacca gas, a fuoco lento, ok? Perché poi noi facciamo così e ci si prepara già il coso. Il coso sarebbe il sugo di pomodoro. Red wine, I wanna feel so fine. La mia bellissima tovaglietta, devo trovarne un'altra, è troppo bella, è bellissima, cazzo. Ho pagato €1 e qualcosa dai China. Ritrovala te però così, porca miseria. Perché siamo a Jesolo, è meglio chiuderci. Allora, questo... Ah, avevo detto di fare anche i funghetti. Facciamo anche i funghetti. Potrei farmelo con i porcellini. Sì, bruschetta con i porcellini ci sta. Champignon. Champignon. Guarda che io avevo preso anche i porcellini, dove sono? Così oi. Che cazzo trovali? Vabbè, ah qua, porcellini trifolati. Ah boh, si apre così, no? Perché sennò fa la mia bellissima pizza. Ho tutto qua, non mi manca veramente un cazzo di niente, Una roba incredibile. Vai porcellini, andate qua dentro senza ungermi le mani. Ho anche il bidone qua fuori io, però aspetta. Guarda là dove è il bidon. Aglio, olio e peperoncino, poi ci ho messo del basilico, anche se avrei messo del prezzemolo, ma non ho il prezzemolo, zio cane, non ho il prezzemolo. Pepe nero per dopo. Cos'è che devo mettere? Un po' di olio di oliva, ma lo metto sopra il pane. Oggi questo, boh, qua è praticamente pronto. Buon appetito e ci si rivede.